Oxygen. No, sono quelli dell'umidità. Che bello col sole qua, no? C'è una leggera differenza rispetto all'altra volta. O sbaglio? Rispetto all'altra volta ci sarà un panorama migliore, vabbè. Ma non è lo stesso monte. No, non è lo stesso. Lago di Pusiano. Non so, bella domanda. Beh. Sono carini anche sti sentieri, però no? Sono carini anche i sentieri qua? Caldo, eh? Sì. Il laghetto del Segrino, vabbè. Yeah. Finalmente Barbara, vediamo questo albero. Albero secolare. Non c'è scritto niente però. No. Ciao Babi! Ciao! A dopo! È abitato all'isoletta? So che c'è su una casa e dentro c'è una villa, sì, una villa, però non so se c'è abitato tutto l'anno o è visitabile, però vedi che c'è la barchetta in fondo. Bella però, no? Avevo visto un video su YouTube, bello. Che vuoi scalare ancora il Cornizzolo? Eh? No, me lo ricordo. Te lo ricordi? Quello che abbiamo fatto era quello che aveva sbagliato sentiero, ti ricordi? Sì, la muerte. Che esagerata. Mettevo dentro, mi ricordo, senape, ketchup, formaggio, prosciutto. Ma però. Sì, dopo mettevo che cetriolo, carciofi, tutto quello che c'era nel frigo. Per la prossima volta questa. Ricordi? Siamo andati su da qua. Che bello qua. Esagera. Questo qua, lago di Annone, che l'altra volta non si vedeva. E guarda la croce del Cornizzolo, abbiamo fatto il versante più difficile. L'altra montagnetta. Monte Raida qua. Quello lì davanti. Quell'altro piano lì. Sì. È lì che dobbiamo andare? Sì. E c'è una croce? Sì, crocetta piccolina, ma c'è. Perché lì sei corretto. Fa un po' caldo oggi. Meglio, no? È che manca poco. Siamo praticamente arrivati, guarda. Guarda il Cornizzolo che tu hai già fatto. Ci voleva. Che bello qua però. Chiesetta, già filmata. Subito approfittare per sedersi, Dai che siamo quasi arrivati. Allora, ma merita, no? Ma merita. O no? Ma stai filmando? Certo. Sì, no, la rietta merita perché è bella frizzante. Adesso sì.
filmato mentre lo dicevi, vabbè. Vabbè che no, questi pantaloni sono un 40. Sono quelli che usavo per la divisa da non partire. Ma tranquilla che con queste passeggiate dimagrisci alla grande. Se quello è il tuo obiettivo, giusto? Perché si vede la croce da qua. Vedi? Guarda l'alto. Sì, lo vedo. Ah, piccola. Sì, sì. Monterai vari, 20 minuti poi siamo arrivati. Sì, vuol dire che siamo quasi qua. Siamo quasi arrivati. Mi sembra un po' più difficile questa però. No, Montepora alla fine non era tanto impegnativa, cosa No, questo è tosto, lungo. lungo più che tosto. Vai, va, mio ultimo sforzo. Si chiamerò la donna dell'Alpe, Barbara. No, grazie. Preferisco la donna del mare. Beh, però adesso sei sull'Alpe, Ma io sono una donna di mare, perché sono nata e vissuta sempre al mare. a parte gli ultimi anni però. Ecco, quindi Guarda, è forma di cuore, Barbara. cosa? Il lago lì. Ah, Ok. sì. Guarda lì, la vedi? Sì. La lucertolina si prende il sole, fai zoom, zoom. E vedi così non fa. Vedi così non fa? Sì. Ma si vede bene? Sì, abbastanza. Guarda come se la gode. Sì, però adesso mi fa un po' paura qua. Ecco la Barbara impegnata a scalare l'ultimo pezzo. Grande Barbara. Coraggio. Ci siamo. Ultimo sforzo. Fallo per tutti i tuoi cari. Esulta. Sì, siamo arrivati. Incredibile. Ce l'abbiamo fatta infine. Che fatica. Oh, Mamma mia. Bello. dai. Ed eccoci in vetta al Monte Rai, così chiamato per via di quelle bellissime antenne della Rai, appunto. Bel panorama qua però. Corni di Canzo, varie montagne. Adesso sto un po' stanco per ricordare. Presegone. Ah, c'è anche la Madonnina lì, andiamo a vederla. Sì, sì. No, ma qua c'è pianura. Ma qui siamo più in alti del Cornizzolo, fischia. Da là non sembrerebbe invece. Pensa a te. E questa merita un 5, no? Facciamo un 5 noi. Bella. Ci piace, ci piace. Dopo la croce. Non lo so, ci sono un sacco di steli qua in cima, steli, croce, indicazioni, di tutto. Sì, sì. Vieni qua, ti assicuro che il panorama ne vale la pena. Ma no, ma non ti preoccupare, non è così. Vieni qua, non aver paura. No, no, no. Non fai pressione, no? Ma qui? No, no, non vai nella bagna. E allora, signorina, cosa ne pensa di questa bellissima e impegnativa salita? È stata molto impegnativa perché? Perché avevi 2 ore di cammino. E tu di me? 2 ore e mezza. 2 e un quarto? 2 e mezza. 2 e mezza. Vabbè, tantissimo. Esatto. Tantissimo. E l'ultimo pezzo di salita
sì. Ciao! Mandy! Guarda l'eccola, hai visto? Guarda un bel lago a cuore per